sono molto avvezzo a manifestazioni pubbliche così, quindi sono un po' magari emozionato. E, sto bene relativamente insomma a quello che ho vissuto. Ho anche già perso l'ottima linea che avevo acquisito in Venezuela. Ho accettato l'invito perché era un'opportunità per ringraziare tutti i ragazzi, i bambini, gli studenti e le scuole, perché quando sono tornato ho visto questi cartelli di bentornato e mi hanno molto commosso, mi ha fatto molto piacere. Incontra per la prima volta la sua comunità d'origine Alberto Trentini in sala per la Lido di Venezia per abbracciare i bambini delle scuole che per lui hanno fatto gli striscioni e ricevere un riconoscimento dall'Associazione Culturale Mostre Lido a nome di tutti per il suo impegno di cooperante umanitario in giro per il mondo per aiutare chi ha più bisogno. Vale davvero la pena, dopo quello che hai vissuto, impegnarsi per gli altri? Ma sì, non ho assolutamente cambiato idea per nulla. Una cosa è quello che governi autoritari, totalitari vogliono imporre alle proprie gente e quindi vogliono anche evitare che vengano alleviate le sofferenze. Una cosa è quello che noi chiamiamo la popolazione di interesse, cioè le persone che sono particolarmente vulnerabili. Su questo non ho né esitazioni né ho cambiato idea. Ora spero che mia madre mi ridia il passaporto che mi ha sequestrato. Rientrato a Venezia, della sua città, Alberto dice: Non avevo minimamente idea della mobilitazione locale, cittadina, poi nazionale, che è partita qui dal Lido, è partita da qui e poi è arrivata anche in altre città d'Italia e in tutto il paese. Quindi è stata una piacevolissima sorpresa, ecco. Mi sono sentito ben voluto e il bentornato che ho visto scritto dai bambini e appeso fuori dalle scuole l'ho sentito molto sincero.